Signor Cerocere. La prego. Candela. Ah, Candela. Signor Candela, dice così mia moglie, per quanto tempo dobbiamo venire? Bella, per quanto tempo? Ma per sempre. Ma chi sto veramente fa? Ma come? Ti sai che sei da venire per sempre? Ah no, per sempre no. Chi si fila se sto per sempre a America, ma quando mai? Diceva per 2 o 3 mesi. Allora sì, ma se no per sempre. No. Signor Cerocere. Candela, se lo dimentico. Candela, vabbè, siamo vicini. Ma perché non mi chiama con il mio cognome? Candela. Signor Candela, dice così mia moglie. Sì? Dice, non possiamo venire per 2 o 3 mesi. 2 o 3 mesi? Ma no, è pure il tempo di andare e tornare dall'America. Calma, chi lavora giù? Perché cazzo? Dice, ma come vuoi venire dall'America, 2 o 3 mesi, nemmeno per gli venire? Perché già fa? Eh. Non ci voglio stare. Voi siete, proprio a care grande, va? 5, 6 mesi, va boh, ma dopo i 6 mesi me ne va che mi viene a stare là. In giro si dice, oh. Signor Castello. Candela. Candela, sta candela poi capa me. Se la faccia entrare una buona volta e per sempre. Signor Candela, dice mia moglie, lo possiamo fare per 5 o 6 mesi e poi... Ma caro lei, 5 o 6 mesi sono come 2 o 3 mesi, è la stessa cosa, non cambia niente. Mi spiego, che venite a fare in America per 5 o 6 mesi? Venite a fare da turista? Voi dovete venire per lavoro, per cui io penso, e vi do un consiglio proprio spassionatamente, che dovreste venire per sempre. Vabbè, chi lavora giù? 3 mesi o 6 mesi, 6 mesi per sempre. Che già fai, per sempre non ci voglio, perciò basta. Ecco, Davide, lo ringraziamo. E c'è lei, scusatemi tanto. Di niente. Sapete come siamo noi a Napoli, marito e moglie ci appiccicamo, in chimie mazzate, però siamo così fatti che quando la moglie dice una cosa, il marito fa quello che dice la moglie. Scusate tanto, ce l'ho. Prego. In America per sempre dice mia moglie che non possiamo venire. Voi vi immaginate, a tanti anni, che non veniva una persona per bene, dopo che ci trovate una persona per bene non è possibile. Scusate tanto, ce l'ho. Niente. Scusate. Arrivederci, tante cose, auguroni, eh? Signora, arrivederla. Statevi Buone bene, cose, è stato un piacere fare la sua tanto. conoscenza. Grazie tanto. Comunque io mi fermo a Roma ancora per pochi giorni. Casomai dovreste cambiare idea, io sto qua, al Grand Hotel all'angolo. Basta chiedere dell'ingegner Candela e subito mi metto a vostra completa disposizione. Grazie. D'accordo? Mille grazie. Niente. Di nuovo, arrivederci, tante cose. Statevi bene. Arrivederci. Ma che mentalità questi napoletani. Si contentano di fare la fame al loro paese anziché fare una vita agiata con tutto il benessere che ti offre un altro posto. Che mentalità. Però in fondo non hanno tutti i torti. Napoli, con il suo cielo, il suo mare, le sue canzoni, ti affascina sempre più. Eppure io ogni volta che ci vengo ne resto sempre più affascinato. E già me lo dice mio padre, caro figlio, non andare troppo spesso in Italia, se no finisce che perdo un figlio. Già. Ed ha ragione così come hanno ragione loro. Napoli è bella. Napoli è bella.